Amici di Sgairen Magazine, siamo a Future Vintage Festival a Padova, al Centro Culturale San Gaetano, e tra gli espositori presenti a questa edizione anche Federico Babatto di FB Lightworks, designer della Terra delle Meraviglie, quindi del Veneto, più precisamente della zona di Mira, se non sbaglio, che qui espone, come vedete anche dalle immagini, alcune creazioni che ci hanno molto incuriosito, che si basano sul materiale di riciclo. Quindi chiediamo a questo talento come è nata l'idea, dove possiamo trovare le tue creazioni e se sostanzialmente ti concentri su una specifica tipologia di materiale di recupero o se spazi, visto che di materiale di recupero ce ne può essere davvero tanto. Buongiorno a tutti, sono qui presente anch'io nel Vintage. Le mie creazioni vengono da idee prese per la strada, prese nelle varie officine meccaniche, e volevo ricreare delle lampade un po' particolari in modo da spaziare anche nella tipologia delle lampade. Certo. Creare questo tipo di creazioni si possono chiamare opere, perché vado a prelevare proprio materiale ormai dismesso e do nuova luce a materiali che la gente ormai si sono dimenticati o buttati via addirittura. Certo. Io vado a recuperare questo materiale per creare una nuova tipologia di lampada. Certo. Quando è nata questa idea, quindi di concentrarti sulle lampade e sul materiale di recupero? L'idea è nata un 4-5 anni fa, credendo nel riciclo e dando nuova vita a questo riciclo che ormai è dismesso. Ok. Le mie creazioni seguono in prima persona tutto il progetto con il cliente, vado a vedere i prodotti e poi la consegna del cliente delle mie creazioni numerate e personalizzate. Certo, c'è qualche materiale preferito che prediligi per le tue creazioni o spazi davvero a 360 gradi? No, punto su più l'industriale e anche su magari i marmi, i marmisti del settore. Punto più sull'industriale perché è più vasto come tipologia di recupero e anche come tipologia di qualità di prodotto. Certo, allora se abbiamo incuriosito i nostri lettori, così come di fatto mi sono incuriosita io quando sono passata davanti al tuo spazio, dove si possono eventualmente trovare le tue creazioni? Le mie creazioni sono esposte negli hotel e nei negozi di arredo. Più che altro sono lampade numerate che si possono anche, il cliente deve sapere che c'è una tempistica d'attesa. Certo. È una cosa fatta artigianalmente, non è una cosa industriale, però sa che dopo alla consegna il cliente è soddisfatto del prodotto. Certo. Le lampade si trovano anche nel sito internet e negli eventi come questo. Vogliamo ricordare il tuo sito internet intanto? Il sito internet è www.fblightworks.com. Ottimo, allora